Bentornati su Big Rocket Project. Oggi andremo a vedere come ho realizzato un tavolo in massello con due tavoloni di cedro, per cui iscrivetevi al canale e mettetevi comodi. Ok, unite ora, toccano bene qui, toccano bene là in fondo, purtroppo in mezzo, come vedete, si crea questo gap. Le tavole da quando le ha portate a piallare sono passati un po' di giorni, quindi può darsi che si siano un attimo assestate. Quindi quello che vado a fare adesso è di nuovo una piallatura di costa, piallatura a filo. Dunque, questo lavoro sta prendendo un pelo più di tempo per risolvere questo problema, che non si toccano bene le due coste. A filo da solo una tavola così grande senza avere i cavalletti di supporto in entrata e in uscita non è un lavoro né sicuro e non posso ottenere ovviamente la finitura, cioè la precisione che vorrei. Quindi ho pensato ad un'altra soluzione. I nostri amici anglosassoni, quando non hanno una pialla a filo per rettificare una costa dritta, cosa fanno? Realizzano un jig del genere. Ora io ho fissato a questa tavola di listellare un pezzo di MDF che è esattamente grande come il canale che c'è lì. Quindi una volta infilata non c'è assolutamente gioco, non va né a destra né a sinistra. L'ho fissata un po' più lunga così poi da portarla a filo precisa qua. Il problema è che, uno, per le attrezzature che ho non sono sicuro di fare un lavoro preciso. Due, per fare questo lavoro ho fatto questo jig e mi permette di tagliare tutta la tavola, che è lunga 2,20. Io non potrei farlo su questa combinata perché ho un carro da 160. Posso fare un taglio da 180 in realtà totale, però non 2,20, quindi avanzano quei 40 cm. Una volta fissata spingo il carro avanti preciso fin dove arriva. Quando si blocca prendo il jig e lo spingo avanti per quei 40 cm che avanzano per finire il taglio. Figata, potrebbe funzionare, bellissimo. L'altra piccola sfortuna che ho è che questa combinata con lame da 250 mi permette di fare 7 cm di altezza di taglio, mentre la tavola è 75. Poco conta, non è troppo un problema, solo che dopo dobbiamo fare un altro passaggio, cioè prendere il rifilatore e togliere quello lì con una punta a copiare. L'obiettivo di oggi rimane sempre incollare la tavola nel modo più preciso e accurato possibile, quindi procediamo. Ottimo, arrivati a questo punto qua, il metodo per fortuna ha funzionato alla grande. Le tavole si allineano nel modo corretto. Ho già provato con 4, come si chiamano? Nastri? A tirare a vedere se combacia tutto, combacia perfettamente. Ora ho fatto già i segni di dove dovrò fare le fresate per i biscotti. I biscotti, per chi non li conoscesse, sono questi qua, dette anche lamelle. Ci sono di varie misure, io utilizzo le lamelle da 20 e andranno messe in questa maniera qua all'interno. Servono per allineare le due parti o fare una giunzione, in questo caso anche.
In questa fase utilizzeremo la Titebond 3, che è la colla che ho più indicata per questo tipo di lavorazione. È waterproof interno e esterno e quando l'ho utilizzata per fare taglieri o altre cose è sempre andata alla grande. Ve la consiglio. Trovate il link in descrizione. Se ve lo state chiedendo, sì, questo è un pennello per parrucchieri e sono di quella colla fatta tipo il tappetino della Rockler, per intenderci. Quando la roba è asciutta si stacca in maniera super facile. Wow, che stanchezza, sono contento di essere arrivato a questo punto qua della giornata. Sentite queste? Una corda di violino. Lo lasciamo qua, vediamo quando si asciuga, ci vediamo alla prossima fase. Dopo 48 ore la colla ovviamente si è asciugata alla perfezione. Vediamo quindi com'è venuto questo incollaggio, però la cosa più importante è: riuscirò a girare da solo questa tavola per poterla lavorare? Ora lo scopriremo. Vediamo quanto pesa. Oh! Oh! Pesantuccia, potrebbe essere fattibile. Proviamo a fare un flip. Oh! Beh. Dai raga, super fattibile. Oh! Oddio, brutto. Dai, molto bene. Il prossimo passo da fare è quello di fare delle fresature per questo profilo a U e incassarlo qua. Di questi profili ne metterò 4 in modo che vadano a tenere fissa e cercare di bloccare l'avanzamento di questa crepa il più possibile. Purtroppo mettere la doppia coda di rondine non è un'opzione perché non piace come soluzione al cliente, purtroppo. Siccome ho trovato una falegnameria che mi può passare nella calibratrice tutta la tavola, prima di fare le fresature per questo andiamo a riempire tutte le crepe, ok, di qui e dall'altra parte, con la resina epossidica. Il nostro obiettivo è quello di riempire appunto queste crepe, un po' tutte le crepe, e poi per 2 o 3 giorni non dobbiamo più toccarla, questa qui. Ultimo tavola caricata, sarà l'ultima volta che la vedremo così, tornerà perfetta. Difficile farvi capire quanto è bella questa tavola e quanto fosse stato indispensabile fare questo passaggio nella calibratrice. La colata di resina qua è venuta perfetta, riempito, non c'è neanche un buchetto. Se siete dalle parti di Verona, provincia, Peschiera, Lago di Garda, vi consiglio Falegnameria Zaglio a Monzambano. Ha fatto veramente un lavoro eccezionale.
veramente. Grazie mille ancora Nicola per l'aiuto. L'obiettivo della giornata di oggi è fare 4 fresate del genere a questa distanza esatta per inserire questi profili a U nella parte sotto, in modo da evitare il più possibile che questa tavola si imbarchi nel tempo. Ne metterò 4 proprio perché voglio essere super sicuro. Canale realizzato e a filo preciso. Questo non è un lavoro tanto complicato di per sé come lavorazione, ma bisogna fare molti più passaggi e ho cercato di fare tutto utilizzando solo una fresa e impostandomi dei vari passaggi sul rifilatore. Ora il primo l'ho capito, passiamo al secondo che spero di metterci decisamente meno. Perfetto, anche questa lavorazione è terminata con successo, vengono tutte a filo precise. Quindi oggi, prima che la giornata si concluda, cosa faccio? Preparo 4 fori in ognuna di queste per alloggiare la vite, poi magari gli do una grattatina veloce e vedo già se pitturarli, altrimenti li pitturiamo un altro giorno. Qua. Per levigare qua i bordi e smussarli bene ho montato questo pad qua di spugna sulla levigatrice, così si evita di avere un pad semi rigido e fa questi scalini che vedete. Vedete qua che ci sono dei scalinetti piccoli? Con questa qua vedete che tutto diventa molto più liscio e lineare anche al tatto. Inevitabilmente questo momento sarebbe arrivato, il momento il momento migliore della giornata. Quello che manca da fare è semplicemente levigarla fino alla morte. Quindi oggi è così che passerò la mia giornata. Utilizzo una penna per andarmi a segnare in questo modo tutta la tavola, così da essere sicuro di levigarla in modo uniforme. Oggi farò una prima passata a 120, vedrò di fare tutti i fianchi scortecciandoli e questo bel lavoro ripetitivo e un po' noioso. Meno male che ci sono gli audiolibri.
Ok, arrivati a questo punto dobbiamo andare a preparare la nostra finitura, che sarà un trasparente opaco acrilico bicomponente a 5 di gloss. Questo qua va diluito con il suo indurente e per poterlo spruzzare con un diluente polivalente, nitro, acrilico, sintetico e bim bum bam. Entrambi questi diluiti a circa il 10%. Si parte! Ok, sono passate un po' di ore, ho grattato leggermente con grana 800 la prima mano, ora diamo la seconda. Seconda mano asciutta, gratto velocemente con la 800 e vai con la terza e la quarta mano. Vedete dove c'è la freccia rossa? Ecco, lì ho fatto un piccolo errore, ho fatto una maccatura piccolina. Ora vi faccio vedere un metodo che funziona per ritirare su delle piccole botte. Basta che prendete un panno, lo bagnate con l'acqua e fate evaporare l'acqua col ferro da stiro. Il legno così si rialzerà, una leggera carteggiata e siete a cavallo. Cazzo, funziona. Ora arriviamo alla parte superiore, la parte sicuramente più importante. Do un'ultima leggera grattata a 400, sistemo delle piccole imperfezioni come quella che abbiamo appena sistemato e poi si passa alla finitura. Siamo agli sgoccioli, ragazzi. Ok raga, il tavolo sta venendo veramente una bomba, i passaggi sono sempre gli stessi, mano di finitura, grattata a 400 a mano per togliere un attimo quel ruvidino, altra mano, adesso sulla parte superiore ne devo dare altre 3-4 mani, è inutile che ve le faccio vedere, ci vediamo al lavoro finito. USB. Perfetto, anche questo progetto si è concluso con successo. Oggi posso dirvi che sicuramente questo è uno dei miei lavori migliori, veramente preciso fino al dettaglio. Qua siamo al 97% di mia soddisfazione generale. Come sapete realizzo progetti su commissione personalizzati, per cui se siete interessati a questo tavolo o altri progetti mandatemi una mail a questo indirizzo qua con tutti i dettagli del vostro lavoro. Per ogni domanda, dubbio o perplessità che avete su questo progetto lasciate un commento qua sotto e un bel like se il video vi è piaciuto. Prima di salutarci ovviamente io ringrazio anche i Patreon che sostengono questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.